Sono accusati di svariati assalti ai bancomat con tanto di armi ed esplosivo. Ora, a loro carico, i carabinieri di Udine hanno provveduto a sequestrare, su disposizione del GIP del Tribunale di Brescia, un'abitazione appena ristrutturata del valore di 100.000 euro nella Marca Trevigiana, un caravan e la motrice di un camion, ma anche la somma in denaro di 20.000 euro corrispondente al prezzo ottenuto dalla vendita di un'auto di lusso acquistata, secondo quanto emerso dalle indagini, con proventi illeciti. Al centro delle attività investigative due giostrai veneti, un 48enne di Padova e il cugino, un 45enne di Treviso, arrestati a seguito di diversi colpi avvenuti tra il 2019 e il 2021. Nella lista ci sono diversi assalti, tra questi uno a Basiliano, allo sportello della Banca Ter, un colpo al centro commerciale Emisfero di Fiume Veneto e poi un'altra serie di blitz in tutto il nord Italia. Dovranno rispondere anche di altri reati come rapina, ricettazione, riciclaggio e trasferimento fraudolento dei valori. I beni oggetto di sequestro, concluso l'iter processuale di fronte a un'eventuale condanna, saranno sottoposti a confisca e acquisiti al patrimonio dello Stato.